Il ministro e il governatore. Di mezzo un territorio veneto in cui il 18% dei comuni è a forte rischio idrogeologico, in cui le ferite si curano dalla montagna, San Vito, alla pianura, Riviera del Brenta, passando per le colline, Refrontolo. Cosa hai detto di Refrontolo? Ma non c'è la dichiarazione, perché ci siamo accordati con la protezione civile nazionale, se vuoi un micro evento, di mettere assieme un po' di eventi. Ma non è una evento. Per adesso non c'è, no, ma non ci sarà mai la dichiarazione. Sia chiaro, ho detto esattamente cosa. Il ministro, pronti 100 milioni, e il governatore, ne servono 3. In mezzo, famiglie e territori ancora a bocca asciutta, come nel Trevigiano, e a un anno di distanza. Ma non è che abbiamo fatto noi un errore. Allora non capisco. No, non c'è la dichiarazione. Ma non c'è la dichiarazione perché non ci sono i requisiti per poter fare questo. Ok, l'ho detto io. Ma perché quello è No. No, Refrontolo non aveva i requisiti per rientrare nella dichiarazione di stato d'emergenza, motivo per il quale il governo sta cercando altre soluzioni. È che su Refrontolo, nel primo anniversario della tragedia, i cronisti incalzano. Refrontolo non c'è, vuole dire che la Regione ha ritenuto che ci fossero nella Regione Veneto emergenze più forti di Refrontolo, che hanno anche un'incidenza sulla popolazione, un pericolo sulla popolazione più forte di Refrontolo. Ma appurato che la Regione non ha sbagliato, si può andare avanti e superare l'imbarazzo istituzionale e superare il siparietto. La Regione sapeva benissimo che in base alla legge, ce lo ha detto il Governo, Refrontolo non aveva i requisiti per richiesta di stato di calamità e quindi si è deciso assieme alla Protezione Civile di mettere assieme più eventi. Qui cosa stiamo facendo? La stessa procedura di Refrontolo. Non si dichiara lo stato di emergenza su una frana solo perché non c'è il requisito, ma lo si farà per più eventi. Refrontolo non ha ancora ricevuto nulla e non potrà attingere a quei 100 milioni in arrivo perché non compariva nella lista delle priorità infrastrutturali segnalate dalla Regione e redatta prima di quel 2 agosto 2014. Io spero che la Regione nel prossimo finanziamento ci presenti anche il Refrontolo. Dobbiamo andare verso la prevenzione. È l'unico strumento che abbiamo per poter tentare di arginare questo problema.